Presidente, lei oggi è qua perché riceve la medaglia d'oro al merito sportivo. Forse pochi sanno che il presidente più anziano di Padova è lei, che ha 85 anni. Ho 85 anni. 85 anni fa ancora il presidente. Me lo fanno fare. Io ho cominciato tanti anni fa, avevo 24 anni. Ho conosciuto tante persone, ma la più importante ce l'ho qua in fianco, che è il presidente della federazione pallacanestro, ma prima era presidente del CONI, quindi è la persona più importante che abbiamo qua. Ma lei che ha dedicato tutta la vita alla pallacanestro, no? Tutta la vita? Sì. In Serie A, ho giocato in Serie A io. Poi ha fatto il presidente. Che cosa le ha insegnato la pallacanestro? Onestà, aver fiducia dei propri compagni e ambizione di andare avanti il più possibile. Basta, volersi bene, non c'è cattiveria, non c'è odio, non c'è niente. Quando si va contro una squadra avversaria non si va contro il nemico, si va contro un'altra squadra. I migliori vincono, ma è finito là. Ed è un po' la metafora della vita questa. Sì, la vita è fatta così. Io credevo poi che questa medaglia che mi dava forse arrivasse alla memoria, invece è arrivata. Ce ne sono pochi di presidenti così in giro per l'Italia. Ma io voglio bene a Franco da una vita, quando era anche segretario della Federcalcio, poi al CONI, Franco veniva a Roma e mi veniva a trovare e mi voleva regalare sempre i suoi quadri, ma erano tutti grandi, non me li potevo portare a casa, perché Franco è un grande pittore. Si fa anche... sì, no, ma hanno dati via solo 2.700, 2.500. Poteva essere ancora più ricco se vendeva i quadri. Ma gli ho regalati lui è già ricco. Non dipinge più adesso? No, ma non faccio più niente, non più voglio fare niente. Okay, faccio parole crociate, tutto quello. Grazie Presidente, buongiorno mattina.